Ci troviamo in Val Zoldana. Oggi facciamo il giro d'anello del Monte Pelmo. Il nostro punto di partenza è il passo Staulanza. Giornata fantastica, e c'è un bel sole, speriamo si mantenga. Ed ora partiamo. Prendiamo il sentiero 480. Buongiorno! Siamo arrivati al rifugio Città di Fiume. Rettifichiamo il numero di sentiero che abbiamo seguito, è il 472 anziché il 480. Adesso da qui prendiamo il sentiero 480, sentiero Flaibani, e ci dirigiamo verso la Forcella d'Arcia. Qui ci aspetta la maggior parte del dislivello di tutta la nostra escursione. Ultimo tratto di sentiero veramente tosto. Speriamo che non sia così fino alla Forcella. Comunque, ne è valsa la pena, perché guardate le mie spalle. Magnifico. Si va dalla Marmolada, alla mia destra, fino alle Tofane, alla sinistra. Quindi, camminate, vale proprio la pena. Ma quanto dura è? Siamo arrivati alla Forcella d'Arcia, anche da questo punto il panorama è bellissimo. Adesso scendiamo al rifugio Venezia e speriamo che il sentiero non sia troppo impegnativo.
Siamo arrivati al Rifugio Venezia. Alcune considerazioni sul sentiero che scende dalla Forcella d'Arcia. Allora, il primo tratto è abbastanza ripido, comunque ci siamo anche divertiti perché è su un bel ghiaione. In alcuni tratti c'è la presenza di un cordino metallico per rendere più sicuro alcuni passaggi, però tutto sommato nessun problema. Adesso facciamo ritorno al passo Staulanza attraversando bellissimi prati e boschi. Molto buona e fresca. A passo Staulanza chiudiamo il nostro entusiasmante giro attorno al Monte Pelmo. È un giro che sa offrire un panorama top, soprattutto durante la salita e la discesa dalla Forcella Arcia. Alcuni tratti sono impegnativi, ma perché il sentiero è molto ripido. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima!